Coco Chanel, all'anagrafe Gabrielle Bonheur Chanel, è stata la stilista più rivoluzionaria del Novecento. Dall'infanzia infelice al tubino nero che ha cambiato la storia della moda, la sua è stata una battaglia contro gli ostacoli sociali e del destino che Coco Chanel ha combattuto professionalmente e personalmente, sfidando le convenzioni, lo status quo, i pregiudizi. Tutti gli eroi o le eroine di solito diventano tali perché riescono a superare un grande problema iniziale. Ed è molto complessa l'esistenza di Coco Chanel sin dall'infanzia, trascorsa in un orfanotrofio, dopo la morte della madre. Ribelle e determinata, Coco Chanel riesce a vincere tutte le proprie battaglie, trasformandosi in una leggenda della moda e in un modello, un'ispirazione per intere generazioni. Tutto questo, però, non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di un uomo, Arthur Capel, meglio conosciuto come Boy, il grande amore di Coco. Tutti gli eroi e le eroine hanno bisogno di incontrare un mentore, qualcuno che offra amore, sostegno, protezione. I grandi artisti, i creativi, di solito hanno bisogno di una musa. In questo caso la musa di Coco Chanel era Arthur Boy Capel, un ex giocatore di polo, ricco, un facoltoso industriale inglese impegnato nell'esportazione del carbone. I due si conobbero nei primi anni del Novecento nella residenza di Etienne de Balsan, primo amante della stilista e amico di Capel. Ma a differenza di Balsan, Boy, così chiamato amorevolmente da Coco, era affascinato dai progetti di Chanel nel campo della sartoria e la spinse a realizzare il suo desiderio di aprire una bottega, finanziandola. Grazie al suo aiuto anche economico, nel 1910 Coco Chanel si spostò dal suo modesto appartamento in cui aveva iniziato a lavorare e aprì il suo primo atelier al 31 di Rue Cambon, ancora oggi il quartier generale della Maison. Boy non era solo il suo finanziatore, colui che le aveva permesso di avviare la sua attività, era il suo amante, il più grande amore della sua vita. I due iniziarono una storia d'amore ricca di passione e ammirazione reciproca. Insieme frequentavano i salotti più mondani della città, andavano ai balli, partivano per lunghe vacanze nel mare della Normandia, dove Coco traeva spunto per i suoi completi alla marinara. Proprio durante una delle loro vacanze a Deauville, nel 1913, Boy capì che quella cittadina della Normandia, frequentata da ricchi signori provenienti da grandi città come Parigi e Londra, poteva essere il luogo ideale per avviare una vera e propria attività di moda. Così decise di finanziare nuovamente Coco e proprio a Deauville nacque la prima boutique Chanel. L'ispirazione dovuta a quella atmosfera rilassata della Normandia portò Coco a staccarsi del tutto dalla moda complicata e scomoda delle città. Bustini stretti e impalcature vennero sostituiti. Al loro posto emersero abiti leggeri, dallo stile balneare, in lino, con ricami in pizzo, semplici cappelli, privi di fronzole, maglioni a righe, pantaloni comodi. Ad attrarre soprattutto Chanel era lo stile degli uomini vacanzieri, e affascinata dal guardaroba di Boy, che appunto era uno sportivo e che conteneva indumenti sportivi per occasioni non formali, trasportò alcuni elementi maschili all'interno del mondo femminile. Lo scoppio della prima guerra mondiale fece decollare l'attività di Chanel. Sotto suggerimento di Capel, che nel frattempo era stato arruolato come ufficiale ed emissario diretto fra il primo ministro inglese e i vertici militari francesi, la stilista non chiuse la sua boutique di Deauville, che rimase l'unica aperta in tutta la città, nonché punto di riferimento per le signore di un certo rango che amavano distrarsi con gli acquisti. A causa della sua alta carica, Boy passava gran parte del suo tempo a Londra e proprio nella capitale inglese conobbe Diana Lister, una ricca ragazza proveniente da una famiglia aristocratica. Alla fine della guerra, Capel venne nominato segretario politico e per confermare ulteriormente la sua posizione aveva bisogno di un matrimonio facoltoso. Per quanto amasse Coco, lei era considerata inadatta ad un uomo del suo rango, a causa del divario sociale. Nel 1918 Boy sposò Diana, ma non interruppe mai
la sua relazione con Coco. I due passavano molto tempo insieme e Capel tornava a Parigi tutte le volte che poteva. Il suo matrimonio non durò a lungo, presto divorziò dalla moglie e trasferitosi di nuovo in Francia sembrava deciso a voler andare a vivere insieme a Coco, la donna della sua vita. Quello che sembrava il coronamento di un amore passionale e doloroso allo stesso tempo finì invece in tragedia. Il 22 dicembre del 1919, mentre si stava recando a Monaco con la sua Rolls Royce, Boy ebbe un incidente d'auto dove perse la vita. L'automobile slittò su una strada ghiacciata e finì contro un albero. O muoio anche io, o porterò a termine quello che abbiamo iniziato insieme, disse Coco. E Coco Chanel andò avanti, pur senza scordare quel dolore. Nonostante varie relazioni dopo la morte di Boy, rimase Mademoiselle, anzi, gli abiti da sposa sparirono del tutto dalle sue collezioni. Si dice che le due C del logo della casa di moda non siano le iniziali di Coco Chanel, ma piuttosto l'intreccio di quelle di Chanel e Capel, omaggio eterno a un amore che aveva generato una rivoluzione. Esiste un posto a Torino, si chiama Area X, è nato con lo scopo di divulgare la cultura della protezione. In Area X accadono cose, si raccontano storie e ci si può immergere in una realtà virtuale che sensibilizza e fa comprendere che cosa vuol dire protezione. È un'iniziativa di un grande gruppo bancario assicurativo, ma non vuole vendere, vuole attraverso spunti e riflessioni, le più diverse tra di loro, creare consapevolezza. Protezione vuol dire sapersi prendere cura di noi e dei nostri affetti, costruire una rete di protezione appunto che permetta di farci arrivare il più serenamente possibile ai nostri obiettivi. Anche la storia di Coco Chanel e Boy Capel ha nella cura e nella protezione la chiave della sua bellezza. Il racconto di oggi spero abbia acceso curiosità e stimolato qualche riflessione.